Buongiorno, a proposito di perforazioni nell'Adriatico, sappiamo che il ministro della transizione ecologica ha dato il permesso di perforare per altri 20 pozzi appunto nell'Adriatico e naturalmente noi cittadini del Polesine siamo altamente contrari, l'avevamo anche detto nel famoso referendum che poi non si è fatto niente e quindi a questo proposito vogliamo sentire in un seminario del 2017 il direttore del consorzio di bonifica Delta del Po, Giancarlo Mantovani, cosa diceva a proposito della subsidenza del nostro territorio. Parto da queste immagini che ricalcano un po' la storia del Delta per ricordare che se ci sono queste planimetrie nei vari archivi di Stato, nei vari archivi dei consorzi, nei vari archivi che ci sono in giro, vuol dire che gli agrimensori, chi li ha visti, chi ha misurato questi territori, vuol dire che hanno pestato dei terreni, non sono andati in acqua. Questo significa che erano terre emerse. Arriviamo ai giorni nostri e andiamo a vedere cosa succede in un'area di questo territorio. Subito dopo il ponte che porta all'isola della Donzella, facciamo uno zoom qua sulla carta tecnica regionale e andiamo a vedere che meno 4 rispetto al livello del mare, meno 3,70, meno 3,50, ma vi posso assicurare che se ci avviciniamo c'è un meno 4,20, un meno 4,30, 4,30 metri sotto il livello del mare. Ma caspita, com'è possibile che siamo oggi a 4,20 metri, 4,30 metri sotto il livello del mare se alla fine dell'Ottocento questi territori erano emersi? È evidente che qualcosa è successo e quello che è successo è l'argomento per cui siamo qui stamattina. La subsidenza. Molte volte si parla di subsidenza senza ben capire di cosa stiamo parlando. Velocemente, la subsidenza è l'abbassamento del suolo che può avere diverse cause naturali e cause antropiche dovute all'uomo. Le cause naturali è il compattamento dei terreni più giovani sovrastanti che si abbassano, ma questa è una cosa naturale, 1 millimetro l'anno, 2 millimetri l'anno, questa è la subsidenza naturale. Un altro tipo di subsidenza che non interessa particolarmente questo territorio, ma alcune aree, per esempio della bassa padovana, è l'ossidazione della torba. Forza di lavorare la torba si ossida e si polverizza. Ma le cause antropiche sono quelle che ci hanno dato i problemi maggiori. Una delle cause antropiche principali è la bonifica dei terreni. In un consorzio di bonifica vi dico che la bonifica ha causato subsidenza. Sì, ma quanta? Oggi non più, ma una volta quando si bonificavano le valli, le paludi, è certo che sì, un terreno pieno d'acqua, gli tiri via l'acqua, si abbassa. Ma i nostri tecnici, i nostri nonni erano bravissimi. Primo a fare i lavori, secondo a sapere quando si bonificava un'area di quanto sarebbe calata. 10-15 cm per la sabbia, 20, 30, 50 cm per l'argilla, 60, 70, 80 cm per le torbe e le argille, quelle. Ma di tutto questo ne tenevano conto nella progettazione e nella realizzazione dei lavori. Il problema, la novità è invece questa, l'estrazione di metano dal sottosuolo. La fine degli anni 30 all'inizio degli anni 60 questo territorio è stato devastato da tutta una serie di pozzi per l'estrazione di metano. Se girate per il delta soprattutto, molte volte li guardate ma non li vedete, cioè ci passate vicino senza mai accorgervi di cosa c'è. Questi pozzi sono i separatori, il gas saliva, c'erano dei pozzi, il gas saliva, veniva estratto dalla parte superiore e l'acqua salata veniva scaricata in campagna, con tutti i problemi dell'acqua salata lungo i fossi e lungo la campagna. Ecco, questo è l'andamento di quello che è successo in quegli anni. Arriviamo nel delta del Po alla fine degli anni 60 con quasi 300 milioni di metri cubi di gas estratto ogni anno. 300 milioni di metri cubi di gas e 300 milioni di metri cubi di acqua salata che veniva scaricata in campagna, con tutti i problemi paralleli. Allora, l'abbassamento del suolo fu constatato subito, già ai primi anni 50. Negli anni successivi la cosa si aggravò sempre di più e nel 56 si arrivò alla decisione di nominare delle commissioni di esperti, per indagare sulle cause del bradisismo eccezionale, come lo chiamavano allora.
61 il governo sospende l'attività metanifera a est di Adria. Nel 63 il governo sospende l'attività metanifera a ovest anche di Adria, mentre nel Ferrarese l'attività metanifera continuò per ancora un paio d'anni. Cosa successe? 1957, questo territorio del delta del Po, vediamo che mediamente il territorio calò dei 15-20 cm con punte di 30 cm in un solo anno, 30 cm mediamente 15-20. Dal 1951 al 1960, in 10 anni, questo territorio se ne calò di circa 1,5 metri con punte di 2 metri. 1960, sospensione delle stazioni di metano. Al terreno non interessò la sospensione del metano, perché a fine degli anni 70 questo territorio era sceso di un altro metro mediamente. Quindi dalla sospensione delle stazioni del metano alla fine degli anni 70 il territorio se ne scese di un altro metro, ma non ci siamo accontentati di questo. Dal 1983 al 2008 l'Università di Padova fece delle misure su questo territorio e ci indicò che in questa parte di territorio altri 40 centimetri. Per chi abita a Porto Tolle, la strada che passa per Bonelli, che è sempre allagata, una volta quando fu costruita non era allagata quella strada dalla quota del fiume. Questo è uno dei motivi per i quali quella strada... Poi non facciamoci prendere in giro, perché troppe volte vediamo ditte che ci presentano: ma estraiamo ancora il metano. Certo, estraiamo ancora il metano. Questo è il lido di Dante, questa è Angela Angelina. Cos'è successo? Quando la ditta che propose di realizzare quest'opera negli studi, la ditta scrisse che l'abbassamento sulla linea di costa sarebbe stato di 14 cm. Secondo voi, se questi sono 14 cm, beh, io sono santo. E quindi non facciamoci prendere in giro dai soliti sapientoni e dai soliti scienziati